Muy buenas tardes, bienvenidos a este lanzamiento oficial del CD Cosmos, un importante trabajo internacional llevado adelante por la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, dirigida por el maestro Juan Carlos dos Santos Centurión, y el prestigioso trío Cardoso de Italia, integrado por los destacados profesionales de la guitarra Massimiliano Di Foglio, Alessandro Giancola y Guido Otombrino. La grabación de este CD fue realizada en agosto del 2018 en Asunción, Paraguay, en el estudio Spirit and Sound del maestro Sergio Cuquejo, y la edición fue realizada por Alpha Music Studio en Roma, Italia. Este material contiene obras relacionadas con la música del Paraguay. El maestro Juan Carlos dos Santos, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, hará ahora algunas consideraciones sobre este material que contribuye a la difusión mundial de la música del Paraguay. Muy buenas tardes a todos. Para la Sinfónica Nacional del Paraguay es un gran gusto y un orgullo presentar internacionalmente Cosmos, un CD que fue grabado con el afamado trío Cardoso de Italia, incluyendo obras que han sido creadas por compositores paraguayos e italianos y que unen las músicas y la cultura de estos dos países, quizá lejos geográficamente, pero unidos por el arte con la música como idioma universal. Las obras contenidas en este CD fueron encargadas especialmente por esta Sinfónica Nacional, que está abocada desde hace años a difundir el arte del Paraguay y a impulsar la creación, la labor de los compositores, especialmente de los compatriotas, para realizar nuevas creaciones y así aumentar nuestro acervo musical sinfónico. Las obras de este CD fueron estrenadas durante un exitoso concierto en vivo realizado en agosto del 2018 en el Teatro Guaraní de Asunción, Paraguay. Este fue un trabajo realizado con la más alta calidad internacional. La grabación se ha realizado en el estudio Spirit and Sound de Sergio Cuquejo y la edición final fue realizada por Alpha Music Studio de Roma, en Italia, que también se ocupará ahora de la distribución de este CD a nivel mundial. Esperamos que este cosmos musical que les proponemos sea del agrado de todos. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del maestro Juan Carlos dos Santos, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay. A continuación escucharemos las palabras del gran compositor, arreglista e instrumentista paraguayo Remigio Pereira, autor de una de las obras La Fantasía número 1 para 3 guitarras y orquesta. Él nos brindará detalles de su obra que luego escucharemos a continuación. Sin lugar a dudas, la principal riqueza de América Latina reside en sus recursos naturales y en su cultura popular. A partir de ahí podemos afirmar que la música latinoamericana hoy día ha ocupado un lugar importante en el universo sonoro interplanetario. Y en cuanto a la música paraguaya, grandes compositores como Agustín Barrios, José Asunción Flores y otros grandes creadores y exponentes de nuestra música lo han demostrado con sus creaciones que hoy se difunden en el mundo entero. Y uno de los elementos importantes, considero que nuestra identidad, nuestra cultura, se expone y se refleja en todas estas manifestaciones. Con el proyecto de grabación Aires Nacionales desarrollado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, con la participación de uno de los tríos guitarrísticos más importantes de Europa, el trío Cardoso de Italia, tenemos la posibilidad de seguir desarrollando la proyección de nuestra música
con este material que será lanzado en Europa próximamente. Quiero agradecer a la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional por la oportunidad de exponer este trabajo.
Escuchábamos Fantasía número 1 para 3 guitarras y orquesta, que es parte del CD Cosmos, grabado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay y el Trío Cardoso, material que es distribuido a nivel mundial por Alpha Music de Roma, Italia, y que está disponible en las 3 principales plataformas de música digital: Spotify, Apple Music y Deezer. Los interesados en escucharlo pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. El compositor compatriota, maestro Pedro Pablo Vera Ayala, de amplia y reconocida trayectoria profesional, compuso el concierto para 3 guitarras y orquesta, incluido en este CD. Vamos a escucharlo. Hacia el año 2017, él me habló respecto a que iba a venir el Trío Cardoso, un trío italiano de guitarristas. Antes de eso, la Orquesta Sinfónica ya había estrenado varias obras mías con la dirección del maestro Dos Santos, ¿verdad? Y me dijo: quiero que escribas un concierto para 3 guitarras y orquesta. Un concierto formal, ¿verdad? Un concierto formal, un concierto de estilo clásico, es decir, un concierto que tenga la estructura de la sonata, pero para instrumentos solistas y orquesta sinfónica. Hice el bosquejo del primer movimiento con la estructura de la sonata, pensé el segundo movimiento hacer, siempre como es de composición libre, el segundo movimiento, algo de música paraguaya. Y en el último movimiento optamos por la tarantela, que es vivaz, es alegre. Y entonces comencé con los compases normales de una tarantela. Como primer movimiento, como primer tema del tercer movimiento, después hice un puente modulante, ¿verdad? Presenté el segundo tema, una polca paraguaya, y después una interacción entre el primer tema y el segundo tema. En el desarrollo, una parte desarrolla la tarantela y acompaña la música paraguaya, y después desarrolla la música paraguaya y acompaña la tarantela. Finalmente se reponen los 2 temas y concluye el concierto. Se hizo el estreno, estuvo muy lindo el estreno, le gustó mucho a ellos. Estos 3 músicos viajaron de vuelta a Italia, siempre estuvieron en contacto conmigo, me tenían al tanto de todo lo que estaban haciendo allá. Hasta que hace poco recibí la noticia prácticamente de primera mano de los 3 músicos italianos que habían concluido la grabación y el ensamble, la masterización del concierto, y me puso muy contento.
Y bueno, más o menos esa es la historia de este concierto para 3 guitarras. Creo que es el único que existe acá en el Paraguay. Y bueno, me recuerdo que el día del estreno le gustó mucho al público, para quienes estoy muy agradecido también, y a los compañeros de la Orquesta Sinfónica Nacional también. Siempre ponen un empeño especial y le estoy muy agradecido a ellos y también al maestro Dos Santos.
Acabamos de escuchar Concierto para 13 guitarras y orquesta de Pedro Pablo Vera Ayala, hermosa pieza creada para ser interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay y el Trío Cardoso de Italia. Precisamente, ahora los integrantes de este reconocido trío, Massimiliano De Foglio, Alessandro Giancola y Guido Tombrino, nos hablarán acerca de lo que representó para ellos este trabajo. Finalmente, escucharemos la obra que dio nombre al disco que lanzamos hoy, Cosmos, que pertenece al compositor y guitarrista italiano Massimiliano Di Foglio. Pero antes de deleitarnos con esta brillante obra, vamos a escuchar las palabras de Fabrizio Salvatore y Alessandro Guardia, cofundadores de Alfa Music, también de Italia, quienes se encargaron de la edición final de este material y de la distribución mundial del CD. Buonasera a tutti dal Trio Cardoso. Buonasera. Buonasera agli amici collegati da Roma, buonasera agli amici in Paraguay e buonasera ovviamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. È bello essere di nuovo tutti in contatto, todos juntos, tutti in relazione così bella fra noi. L'anno che è appena terminato, il 2020, è stato un anno particolarmente importante per il nostro trio perché abbiamo raggiunto un traguardo significativo, 25 anni di attività. E il regalo per noi è arrivato proprio in extremis, gli ultimi giorni di dicembre, quando abbiamo ricevuto le prime copie del nostro CD bellissimo Cosmos. Ogni festa che si rispetti ha bisogno degli amici con cui festeggiare. Noi idealmente attraverso Cosmos abbiamo festeggiato con gli amici dell'Orchestra Sinfonica Nazionale del Paraguay, con il loro magnifico direttore, il maestro Juan Carlos Dos Santos, e con gli amici dell'Alfa Music, Alessandro e Fabrizio. Cosmos, come vi verrà detto meglio fra qualche istante, è una sorta di giro attorno al mondo, ma questo viaggio, questo giro attorno al mondo non avrebbe avuto inizio se non avessimo all'origine incontrato tre autori splendidi, tre compositori che hanno scritto, abbracciando il progetto, 3 concerti per trio di chitarre e orchestra originali. Si tratta del maestro, ovviamente, del maestro Vera Ayala, del maestro Pereira in Paraguay e qua in Italia del maestro Massimiliano De Foglio. Grazie a loro la nostra avventura ha avuto inizio. Io condivido tutto ciò che ha detto Alessandro e aggiungo soltanto che il 2020 è stato un anno difficile, un anno che ha visto tutto il mondo unito, ma unito nella paura, unito nel dolore per via di un virus che ha contagiato tutto il pianeta. Quindi Cosmos vuole essere anche l'augurio che il 2021 veda di nuovo uniti tutti i popoli della Terra, ma uniti nella gioia, uniti nella speranza. Ed è un augurio in un linguaggio particolare, un linguaggio che va oltre qualsiasi barriera linguistica, che parla direttamente al cuore delle persone, il linguaggio della musica. Per noi musicisti è stato un anno anche difficile perché non abbiamo potuto suonare in pubblico, che per noi è importantissimo, non è solo un lavoro ma è addirittura un bisogno fondamentale. Un grande psicologo del Novecento diceva che per essere in pace con se stesso un pittore deve dipingere, un poeta deve scrivere e un musicista deve suonare. E io aggiungerei suonare davanti a un pubblico, perché è solo in quel momento che si crea quella magica empatia che rende unico e ripetibile quell'evento musicale.
Abbiamo qui a fianco a me l'autore di Cosmos, questo concerto che è stato dedicato all'Orchestra Sinfonica del Paraguay, ma idealmente a ogni popolo della terra. E lascerei a lui il compito di spiegare di che cosa si tratta. Grazie Guido. E allora il mio concerto si divide in 5 movimenti. Ogni movimento porta il nome di un continente. Quindi ecco, abbiamo il primo movimento, Europa, inizia da qui il nostro viaggio musicale e inizia con una citazione anche importante, perché la citazione della nona sinfonia di Beethoven. Dopodiché però, brevissima, cede spazio a una danza, un ritmo di saltarello abruzzese tipico della nostra regione. Il secondo movimento, Oceania. Oceania è forse il continente che conoscevo di meno, quindi mi sono lasciato ispirare soprattutto da un'immagine, quella dei immensi spazi ampi e misteriosi, e quindi ho cercato di utilizzare anche gli strumenti musicali anche in modo non convenzionale. E poi il terzo movimento, Africa. Qui ho utilizzato un tema popolare del Senegal che si fonde con i suoni e i colori del mondo arabo. Al centro di questo brano, Africa, c'è con molta evidenza, viene fuori la melodia gregoriana del Kyrie, di una messa molto famosa. E questo vuole essere una richiesta di perdono da parte dell'Occidente nei confronti di questo continente così martoriato, l'Africa, così bello, e anche di tutte le richieste di perdono di tutte le ingiustizie che ci sono nel mondo. Poi ancora il quarto movimento, Asia, e qui soprattutto guarda alla cultura indiana con la sua bellezza, le sue origini sempre belle, insomma. E il quinto movimento, America. Si chiude qui il viaggio in questo continente. E in questo brano la prima sezione appunto è dedicata a questo nuovo continente, dopodiché i temi dei vari movimenti si mescolano insieme e fanno proprio rappresentano questa festa dei popoli. È festa dei popoli, festa della pace, festa della fraternità universale. Chiude il brano, questo bisogna dirlo, un'ultima citazione, che è quella della danza paraguaya di Agustín Barrios, grande compositore paraguayano, e la dedica proprio al maestro Dos Santos e alla Sinfonica Nazionale del Paraguay. È il nostro augurio. E allora non resta che ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto. Quindi partendo dai compositori, dal maestro Pedro Pablo Vera Ayala, che ha scritto il bellissimo concerto neoclassico in Do maggiore, il maestro Remigio Pereira, che ha trasformato 2 melodie tipiche della musica popolare paraguayana in autentiche perle della musica classica. Non ringraziamo, perché non se lo merita, il maestro De Foglio, l'autore di Cosmos, e poi ringraziamo gli amici della Fa Music, Fabrizio ed Alessandro. Ormai la Fa Music è la nostra etichetta, questo è il terzo CD che facciamo con loro. Grazie. Ringraziamo l'Orchestra Sinfonica Nazionale del Paraguay, con la quale si è creata subito una magnifica intesa. E poi ringraziamo in ultimo, ma colui che è veramente l'artefice di tutto questo progetto, il maestro Juan Carlos Dos Santos, che nel 2003, in occasione del nostro primo concerto in Paraguay, era seduto tra il pubblico ad ascoltarlo e fortunatamente si è ricordato di noi tanti anni dopo per festeggiare i 10 anni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale che dirige come direttore stabile. Ne è nato un sodalizio artistico che ha dato tantissimi frutti negli anni e siamo sicuri che continuerà a darli ancora nel futuro. Grazie. Gracias. Aguillé. Ciao. 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 Quando ci hanno proposto questo nuovo progetto già conoscevo il trio Cardoso di Massimiliano, Alessandro e Guido, perché venivamo da una precedente collaborazione per la realizzazione dell'album Baracapù. Con loro si instaurò subito, oltre che una simpatica amicizia, anche una forte intesa musicale e artistica.
Questo nuovo album dal titolo Cosmos, per il quale faccio vedere appunto il CD già stampato e in fase di pubblicazione, quindi Concerto para los Pueblos, è realizzato dal Trio Cardoso e dall'Orchestra Sinfonica Nazionale del Paraguay. Quando mi inviarono la versione mix del progetto mi resi conto subito dell'alta levatura sia artistica che tecnica nella realizzazione delle registrazioni e del missaggio. Però prima di passare alla fase definitiva del mastering decidemmo insieme con il Trio Cardoso di fare un ascolto qui in studio, proprio per decidere insieme quali potessero essere i vari interventi tecnici da fare per ottimizzare il master e mantenerlo il più possibile vicino al prodotto di registrazione e di missaggio già realizzato presso gli studi del Paraguay. Fondamentalmente nella fase di mastering sono state utilizzate esclusivamente macchine analogiche, come un compressore valvolare, un equalizzatore sempre valvolare, proprio per dare più suono e calore al missaggio e al master. È stato inoltre possibile, attraverso gli stem forniti dallo studio del Paraguay, fare anche delle piccole correzioni di livello tra i vari strumenti. Fondamentalmente però il master finale è rimasto fedele allo stato dell'arte delle registrazioni native. Musicalmente è un progetto meraviglioso e ben realizzato e Alpha Music con grande onore ha il piacere di rappresentarlo nel proprio catalogo dedicato alla musica classica. Questo album è un vero tripudio di danze, suoni e colori e siamo certi che il Trio Cardoso, unitamente all'Orchestra Sinfonica Nazionale del Paraguay, avranno il giusto successo che meritano. Carissimi amici, buongiorno da Roma, dall'Italia e da Alpha Music. Io sono Fabrizio Salvatore e desidero innanzitutto augurare a tutti gli ascoltatori, agli amici dell'Orchestra Sinfonica Nazionale del Paraguay e al Trio Cardoso un felicissimo anno nuovo, auspicando che il 2021 sia realmente un anno di rinascita per tutti quanti noi e ricco di musica che noi inauguriamo alla grande questo anno con la prima pubblicazione per Alpha Music dell'anno, avvenuta pochissime ore fa in tutto il mondo, di un album eccezionale. Eccolo qui, Cosmos, il concerto per i popoli. È un album che ci gratifica, ci onora tantissimo, che rappresenta per noi la conferma di una collaborazione attivata già qualche anno fa con la pubblicazione dell'album precedente e che sancisce l'amicizia tra questi due grandi paesi amici, appunto l'Italia e il Paraguay. Lasciatemi subito ricordare che uno dei motivi di grande orgoglio per noi è il riconoscimento appunto concesso dal governo del Paraguay all'Orchestra Sinfonica Nazionale nel 2008 come patrimonio culturale appunto di questo stupendo paese. Parallelamente nel 2020 abbiamo celebrato i primi 25 anni di attività del Trio Cardoso, ai quali auspichiamo di continuare per tantissimi anni ancora e ovviamente sperando che ci possano essere tante altre occasioni di collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale, appunto a suggello di questa eccezionale amicizia tra l'Italia e il Paraguay. L'album contiene delle suite rappresentative di grandissimo spessore culturale e musicale. Lasciatemi subito ricordare, li leggo per comodità anche di pronuncia, i compositori che animano la struttura di questo album davvero eccezionale. Innanzitutto il maestro Pedro Pablo Vera Ayala, e poi abbiamo il maestro Remigio Pereira, e per l'Italia, per il Trio Cardoso, il maestro Massimiliano De Foglio. Dunque sono tre i temi conduttori che costituiscono l'ossatura di questo
di questo album. Il primo praticamente del maestro Ayala è un concerto per 3 chitarre e ovviamente orchestra sinfonica che va diciamo, a commemorare la musica paraguayana unitamente a quella italiana, quindi è proprio una commemorazione dello spessore artistico di questi due paesi. Segue poi la fantasia, le composizioni del maestro De Foglio, quindi proprio Cosmos, che è la title track di questo album, che è la celebrazione, rappresenta in qualche modo la celebrazione della vita, e quindi il concerto per i popoli vuole proprio essere un concerto dedicato all'Italia e al Paraguay per quanto riguarda questa nuova produzione. E poi abbiamo le ultime 2 fantasie, la numero 1 e la numero 2 del maestro Remigio Pereira, che sono una commistione tra la tradizione della musica paraguayana e l'innovazione, quindi un'unione tra tradizione e innovazione rappresentata anche da una ricerca sulle sonorità che noi abbiamo avuto il piacere di curare qui in Italia nel nostro studio con il mio socio Alessandro Guardia, specificatamente nelle fasi di editing e di mastering, chiaramente insieme agli amici del trio Cardoso. Dunque, augurando ancora tutto il meglio a tutti quanti voi, lasciatemi per concludere ringraziare i protagonisti di questa produzione, innanzitutto il direttore Senor Carlos Román, che ha avuto praticamente la pazienza di fornirci tutti gli elementi per raggiungere una pubblicazione veramente di livello eccezionale. Ovviamente i nostri amici del trio Cardoso, che salutiamo e che speriamo di rivedere presto da noi a studio, e la signora Celeste Pieto, che è praticamente stata la creativa, la grafica, e la signora che ha curato tutta la grafica di questo album con un packaging eccezionale, e anche lo studio Spirit, nel quale sono state registrate e missate tutte quante le esecuzioni, tutti quanti i brani musicali. E innanzitutto, per concludere, il maestro che conduce da anni l'Orchestra Sinfonica Nazionale del Paraguay, il maestro Juan Carlos dos Santos. Grazie ancora, auguri a tutti quanti, e viva la musica e viva Cosmos. Ciao. Hola, soy Sergio Cuquejo, aquí desde Spirit and Sound Studios en Asunción, Paraguay, y para mí ha sido un gran placer, un honor poder participar en este disco del trío Cardoso y la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay. Realmente un hermoso material que contribuye a la cultura paraguaya, contribuye al sinfonismo paraguayo, donde la orquesta es muy protagonista y tiene un bello sonido. Realmente fue un placer poder grabar esto. Lo grabamos acá en el estudio, en Spirit and Sound, y en el auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional. Realmente la interpretación del trío Cardoso también cabe destacar. La versatilidad y la limpieza con que tocan sus instrumentos es algo increíble. A mí me tocó hacer la mezcla de todo eso y realmente disfruté muchísimo mezclando, editando las canciones, las obras increíbles, los arreglos del maestro Remigio Pereira, la orquesta bellísima, tocando con un sonido así bien cinematográfico. O sea, tiene ese carácter, ese sonido. Entonces, para mí, poder compartir eso con esta bellísima orquesta, aquí desde el estudio, desde mi lugar, desde ingeniero de sonido esta vez, para mí ha sido una experiencia realmente increíble, y realmente espero que el disco tenga mucho éxito en este año diferente, ¿verdad? Un año 2021 que a lo mejor nos encontramos en nuestras casas trabajando, pero yo siento que esta bellísima música va a llegar a los corazones de todos los italianos y, ¿por qué no?, del mundo entero, y por supuesto a los corazones de todos los paraguayos. Saludos.
con Cosmos, brillante creación de Massimiliano Di Foglio que dio nombre al disco que lanzamos hoy, hemos concluido este programa especial. Les recordamos que este material estará disponible en las 3 principales plataformas de música digital: Spotify, Apple Music y Deezer. Los interesados en escucharlo pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo encuentro.